Dario Tosoni, geologo, ha operato molte volte in situazioni di eventi sismici e chiediamo a lui cos'è una scheda EDES e cosa serve. Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, la scheda EDES è una scheda di valutazione di agibilità degli edifici colpiti da terremoto. È una scheda speditiva che ha lo scopo, prima di tutto, di individuare l'edificio da analizzare, di studiarne, di valutarne le caratteristiche strutturali e sulla base dei danni riscontrati con criteri speditivi darne una prima stato di agibilità sulla base di una serie di criteri che restano comunque speditivi. Questa scheda EDES ha subito una evoluzione nel tempo, è stata introdotta parzialmente durante il terremoto del 97, ma è stata applicata in maniera diffusa a partire dal terremoto dell'Abruzzo del 2009. È stata successivamente in maniera sistematica applicata durante il terremoto dell'Emilia e poi in quello successivo del Centro Italia, la cui evoluzione è tuttora in corso. Quindi, malgrado nei media non si parli più dell'emergenza sisma nelle regioni del Centro Italia, in realtà una rapida scorsa dell'elenco dei terremoti che giornalmente avvengono e che vengono registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, quindi osservando l'elenco dei terremoti che avvengono nella zona, da questo possiamo dedurre che la crisi sismica è lungi dall'essere terminata. Ok, grazie. Ecco. Sì,